Settima e conclusiva corsa dal Savio, cavalli di 4 anni, Basket Cam, Blanca Cash, Brios, Beatrice Cap, Barbara San, Bugia d'amore. In prima fila Boccio Fest, Balsamo Leone, Beatrice Chris, Baby Francis, Basta che sia Jet. In seconda i favori per Brios, numero 3 in sediolo Andrea Vitaliano. Macchina che stacca in questo momento con lotta per il comando, che vede lanciatissimi all'esterno Barbara San e Bugia d'amore, ma rientra bene Brios lungo la corda ed è Brios che conquista la testa e salta via invece Bugia d'amore. Numero 6 Bugia d'amore squalificato. In seconda posizione invece va a sistemarsi Beatrice Cap con ottima partenza, superando Blanca Cash. 14,9 il lancio, ha sfruttato il numero interno Andrea Vitaliano con Brios per rientrare bene a Bugia d'amore, che era partita veramente molto forte dall'esterno, ma finito con lo sbagliare a metà piegata. E ora il quarto iniziale già in decelerazione, 31 per Brios, che conduce nei confronti di Beatrice Cap e Blanca Cash. All'esterno invece si impegna Baby Francis. Cavalli al completamento dei 600 in 47,6 davanti alle tribune. Il favorito Brios in testa. In seconda posizione si mantiene Beatrice Cap, all'esterno Basta che sia Jet, che si trascina, anzi Baby Francis che si trascina Basta che sia Jet, via via tutti gli altri, con Blanca Cash che rimane in terza posizione lungo la corda, ma intanto il ritmo davvero ridotto, 1,2,9, ora allunga di scatto Andrea Vitaliano, 1,17,9 il parziale in 15 per arrivare al chilometro in 1,17,9, ora allungare ancora e chiudere, voler chiudere con un 600 metri davvero notevoli. Ora c'è un 13,8 di parziale addirittura, sta staccando Brios che si isola dalla compagnia, sta per completare la curva. Brios in nettissima evidenza, entra con 20 metri di margine sui rivali, addirittura d'arrivo, un alto parziale in 14,8 e nelle battute conclusive Brios vince agevolmente. Il secondo posto è per il numero 2 Blanca Cash, mentre per il terzo forse ancora il numero 4 di Beatrice Cap riesce a salvare qualcosa, ma c'è probabilmente foto per il terzo posto. Andiamo a rivedere la vittoria nettissima di Brios e Andrea Vitaliano, che raddoppia così in serata dopo il successo ottenuto con Commander Crow. Terzo posto sì, confermato per il numero 4 di Beatrice Cap, probabilmente davanti a Balsamo Leone. 3-2-4 l'arrivo della settima corsa cesena. È tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento è per venerdì prossimo.